Il presidente della regione siciliana Renato Schifani ha omaggiato Sant'Agata nel giorno della sua festa donandole dei fiori nel corso delle celebrazioni che si stanno svolgendo a Catania. Partecipare alla festa di Sant'Agata, ha detto il governatore, è una bellissima esperienza, anche spirituale. Sono qui per il terzo anno e trovo sempre più entusiasmo. Questa folla ci sprona a credere nei valori, ci spinge ad andare avanti e non fermarsi. Non credo che in Italia ci siano esperienze come questa. Ogni volta torno nella mia città più ricco. Il presidente nel pomeriggio di ieri, dopo aver partecipato in mattinata al pontificale in Duomo e al pranzo sociale offerto dall'arcidiocesi e della comunità di Sant'Egidio, è stato ospite del sindaco Enrico Trantino a Palazzo degli Elefanti. Schifani nella serata è stato ospite anche del presidente dell'Ars Gaetano Calvagno a Palazzo Minoliti, sede di rappresentanza dell'Assemblea regionale siciliana in via Etnea a Catania, dove assisterà al passaggio della processione. Questa comunità, questa grande famiglia trasversale alla quale assisto oggi, assisto da 3 anni della festa di Sant'Agata, ci porta a riflettere nella unità di un popolo che ha grandi pregi, ha grandi problemi. I pregi vanno valutati sempre di più e coltivati, i problemi vanno risolti. L'omelia del Cardinale Zuppi, poi quando ho avuto il piacere di stringere la mano, l'ho ringraziato per questa omelia perché ha detto: lei ha dato un segnale forte, mai arrendersi, mai fermarsi, e questo naturalmente anche per me è un monito che domani rientrerò nella mia città, è un monito di tutta la cittadinanza, di questa cittadinanza trasversale, al di là dei partiti, al di là degli stati di ricchezza o meno, che si ritrova in un momento di cultura, diciamo, di valori, che è forte, che è fortemente spirituale. Non credo che in Italia ci siano esperienze come questa, e questo ci lascia far pensare che il popolo siciliano, il popolo catanese, è un popolo che funge da monito ad una crescita anche nazionale.